Reso noto dall'amministrazione comunale di Agrigento il programma per l'edizione 2026 del Mandorlo in Fiore, in programma in città dal 7 al 15 marzo. Un evento ricco di spettacoli, musiche, danze, suoni, intrattenimento, iniziative enogastronomiche, eventi collaterali, che vedrà le strade e le vie di Agrigento trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare l'unione e la fratellanza tra i popoli del mondo. Il 70° Mandorlo in Fiore, insieme al 68° Internazionale del Folklore e il 23° Festival Internazionale dei Bambini del Mondo, sarà un connubio, un unico evento capace di accomunare storie e tradizioni con una prospettiva rivolta al futuro, all'inclusione e all'integrazione. Parteciperanno al Festival Internazionale del Folklore i gruppi folk internazionali in rappresentanza dei paesi della Bulgaria, Colombia, Croazia, Ecuador, Georgia, India, Kosovo, Macedonia, Malesia, Malta, Marocco, Messico, Perù, Romania, Serbia, Ungheria e Ucraina. Presenti anche i gruppi di 6 nazioni per i bambini del mondo, quelli di Costa Rica, Bulgaria, Kirghizistan, Macedonia, Messico e Polonia. Gli eventi inizieranno domenica 8 marzo alle ore 10 con la sfilata dei gruppi internazionali e regionali da Piazza Pirandello al Viale della Vittoria, alle 16 l'esibizione in Piazza Cavour, la Torta della Pace, alle 17:30 la Sagra e Donna. Martedì 17 l'itinerario del decumano alle ore 17:30, cerimonia di accensione del tripode dell'amicizia, Concordia Mundi, l'armonia del mondo. Venerdì 13 marzo in prefettura alle 9:30 cerimonia di ricevimento delle rappresentanze dei folk internazionali, quindi lo scambio dei doni. Successivamente alle ore 11 la sfilata dei gruppi folk da Piazza Pirandello a Piazza Cavour. Il saluto del sindaco, la fiaccolata dell'amicizia, la sfilata dei gruppi folk internazionali. Alle ore 21 al Palacongressi il 68° Festival Internazionale del Folklore presentato da Crizia Fornasier e da Carmelo Lazzaro. Quindi la conclusione domenica 15 marzo dalle ore 9, la sfilata dei gruppi folk internazionali, regionali, bambini e carretti siciliani, da Piazza Pirandello al Viale della Vittoria alle 14, al Tempio della Concordia, alla Valle dei Templi, cerimonia finale e assegnazione del Tempio d'Oro 2026.